Nel decreto economico, allo studio del governo, c'è anche la possibilità di ristrutturare casa con lo Stato che paga l'impresa con sconti fiscali fino al 110%. Giampiero Scarpati. Lavori di ristrutturazione energetica praticamente gratis. L'ultima novità del decreto maggio potremmo sintetizzarla così. L'ecobonus, lo sgravio fiscale per gli interventi che migliorano l'efficienza energetica delle nostre case, salirà al 110%. L'incentivo a partire dal 1 luglio fino alla fine del 2021. Il credito d'imposta potrà essere ceduto a banche e assicurazioni, oppure alla stessa impresa che ha fatto i lavori, che potrà anche cederlo a sua volta. Questo significa che le famiglie, oltre a detrarre le spese sostenute in più anni, potranno anche scegliere di chiedere subito lo sconto in fattura, facendo quindi i lavori senza pagare nulla. L'obiettivo è duplice, spiega il sottosegretario Fraccaro: rilanciare la crescita e favorire la sostenibilità ambientale. L'incentivo al 110%, esteso anche al sisma bonus, varrà tra l'altro per gli impianti fotovoltaici, l'isolamento delle pareti e gli infissi. Altra novità del decreto: la ministra Catalfo proporrà una riduzione dell'orario di lavoro a parità di stipendio. Una parte dell'orario verrebbe convertita in corsi di formazione. Resta sul tavolo il nodo della regolarizzazione dei migranti, misura chiesta a gran voce dalle imprese agricole a corto di manodopera. E sull'ipotesi di regolarizzare i lavoratori in nero, anche migranti,